Vino, formaggi e orticole sono solo alcune delle eccellenze made in Veneto, una regione che vanta un modello di cooperazione degno di nota, ad emergere con Cooperative Belluno Treviso, che da poco ha festeggiato gli 80 anni dalla sua costituzione. La cooperazione nasce dal 1870-1880, le banche 1890 che sono un po' dopo, ma era la miseria e la gente non sapeva che cosa voleva dire mangiare qualche cosa, perché il latte naturalmente poteva avere delle problematiche, la sporcizia in quel momento, e da lì è nata la cooperazione. Senza gli agricoltori non ci sarebbe la cooperazione agricola che in questo momento stiamo portando avanti. E hanno permesso di far sì che gli agricoltori rimangano nelle campagne con i loro vigneti e con i nostri prodotti. Un'organizzazione che fornisce alle proprie associate una vasta serie di servizi specialistici di assistenza e consulenza volti a supportare le cooperative nella gestione delle proprie attività d'impresa. La cooperazione è la cosa più importante che abbiamo in agricoltura e specialmente il Veneto la sta facendo più di altri e di questo ne siamo orgogliosi. Io parlo per il mio settore, il settore del latte, quest'anno con i prezzi in caduta libera. Quando il mercato va male l'importanza della cooperazione aumenta. Senza la cooperazione non riuscirei a vedere, come dire, un mondo così come oggi, con una ricchezza che porta ricchezza nel territorio, che porta valore aggiunto, che fa lavorare, diciamo, le nostre famiglie, ma soprattutto crea sostenibilità a 360 gradi, sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e anche una crescita culturale. La cooperazione rappresenta anche il benchmark, diciamo, no? per tutta, come dire, l'ambito, il mercato, è un punto di riferimento importante. Non saremmo a questi livelli di soddisfazione, di remunerazione anche del lavoro dei nostri imprenditori, se non ci fosse la cooperazione. Un buon colpriano, io ho 80 anni, li porta molto bene. Ultimamente mi sembra che stiamo anche al passo con i nuovi problemi, per risolvere i nuovi problemi che il mondo ci sta creando. Vedi, prima i dazi, adesso un disordine internazionale sia dal punto di vista politico che, diciamo, economico, e cerchiamo di far fronte a queste cose.